Argentino Pontino. È partito il match nel Pala Bianchini, allora mettetevi comodi e gustatevi il grande futsal. Avellino in possesso di palla, l'ha appena scaricata, solida pressione altissima del Latina e lancio in profondità per Maina. Caputo lo affronta irregolarmente, sono passati 14 secondi dall'inizio del match e il primo fallo è di Riccardo Caputo. Pescara reduce dalla vittoria sulla Luparense, ve l'abbiamo fatta vedere questa gara su Sport Italia la settimana scorsa. Un Pescara che ha giocato un inizio di ripresa pazzesco al Pala Rigopiano contro la Luparense. Seguiamo la punizione di Maina che tocca per Avellino, fuori per Battistoni, e se con la Luparense c'erano i due campioni del mondo del Pescara, ma attenzione perché il Latina passa subito in vantaggio. Transizione di Maina per Avellino che tocca con il piatto e trova l'angolo lontano, è già esploso il Pala Bianchini. 23 secondi di gioco, Luciano Avellino 1-0. Colpisce a freddo il Latina e Avellino chiama la torsida proprio come si fa in Argentina e il Pala Bianchini risponde presente. Gran palla di Maina per il taglio di Avellino che lascia lì Cimanghigno e chiude il destro sull'angolo lontano. Prova subito a reagire il Pescara con Cimanghigno e Canal, ancora Cimanghigno, tocca dietro per il Ciolito Salas sul fondo. Un inizio di partita scoppiettante qui al Pala Bianchini, al gol di Avellino stava per rispondere Javier Salas. Ritmo subito infernale del match. Un Latina che aveva iniziato benissimo il campionato con la vittoria sulla Luparense, 3 vittorie in 4 partite, segnò corso una doppietta nei primi 3 minuti della prima giornata, poi si è un po' smarrito, non ha più trovato la via della rete. Poc'anzi vi stavo raccontando che anche in questo caso abbiamo 3 campioni del mondo in campo. La volta scorsa c'era Taborda con Cuzzolino e Borruto, ora c'è Battistoni che è un'altra colonna del Latina, uno che a Pescara è transitato per 2 stagioni. Grande giocata di Battistoni che poi va a finire addosso a Capozzo che riesce a recuperare il pallone. Lancio lungo con Avellino che è un centrale che però può anche agire da laterale, che subito si incolla a Cimanghigno. Salas, Canal in avanti a cercare Cimanghigno, si scambiano spesso la posizione, anticipo perentorio e splendido di Avellino che può ricominciare da Battistoni che cuce il gioco su Maina. Battistoni si dimentica il primo controllo, allora il Pescara può beneficiare di una rimessa laterale quando sono passati 1 minuto e 14 secondi di gioco dall'inizio del match del Pala Bianchini. Salas, Canal, 1 contro 1, cercherà ovviamente il destro, il tiro è fiacco e viene raccolto da Lucas Maina che tocca per Bernardes. Bernardes, rinforzo importante per il Latina, giocatore che nel 2014-2015 ha segnato 35 gol con il Cagliari. E intanto doppia sterzata di Battistoni senza fare complimenti come suo solito. Riccardo Caputo mette il pallone in fallo laterale, intervento pulito ma duro nello stile di Riccardo Caputo e nello stile di Francesco Puma. C'è quello di darci notizie, vai Francesco. Chiesto il time out il Pescara, l'ha consegnato forte al cronometrista, panchina del Pescara che ovviamente non è contenta di questi primi minuti della sua squadra. Si stanno sgolando dalla panchina per chiamare questo pressing, evidentemente Colini non è contento dei suoi. Sì, eppure nei primi 15-20 secondi di gara c'era stato un pressing altissimo. Intanto Battistoni si è fatto veramente tanto male, e sanguina. Ci sono tante proteste da parte del pubblico anche nella panchina del Latina. Medicato Battistoni, ha una ferita evidentissima che potete vedere. Devo dire che Caputo è sicuramente intervenuto sul pallone, poi sullo slancio lo ha abbattuto. Tante proteste qui, intanto Maina con grande correttezza si sta chiarendo con Riccardo Caputo. Sicuramente la ferita di Battistoni è abbastanza evidente. Rivediamo l'azione. Battistoni va via, rientra bene Caputo, qui lo abbatte sullo slancio, gli finisce addosso per le proteste della panchina del Latina. Battistoni è a bordo campo, una pausa molto lunga in questo inizio di match. Proseguono le proteste della panchina nerazzurra. Latina
che come dicevamo ha iniziato, ha sprombattuto il match, seppure nei 20 secondi iniziali il Pescara aveva, come al solito con la sua pressione altissima, provato a mettere in difficoltà la fase di impostazione dell'Axel Group Latina. Basile e il direttore sportivo Corbucci non ci stanno dopo questa entrata di Caputo. Battistoni infuriato esce dal campo. Speriamo che si possano calmare gli animi. Sicuramente l'intervento è durissimo. Caputo entra sul pallone, frana poi su Battistoni. 18 minuti e 30 al termine del primo tempo. C'è già stata una lunghissima pausa. È stato pulito il parquet del Palabianchini, dove purtroppo c'erano le macchie di sangue della ferita di Battistoni, un altro dei simboli assoluti del Latina, uno che in Italia veramente ci ha messo le radici, dato che è arrivato nel Forte Colleferro nella stagione 2003. Battistoni che aveva giocato 4 amichevoli anche con la nazionale di Nuccolini, avendo il doppio passaporto, poi però a 31 anni la chiamata dall'Argentina e il titolo di campione del mondo conquistato nel mondiale colombiano assieme a Cuzzolino e Borruto. Dovrebbe essere tutto pronto per riprendere il gioco. Si riprende dall'out battuto da Aveglino, si muove Corso in profondità. Aveglino prova a trovare Maina che si era proposto in avanti, o meglio era Bernardes. Aveglino che può toccare per Corso, che non ha un controllo felice. Ed eccolo il time out che ci aveva annunciato precedentemente Francesco Puma. Fulvio Colini, imbestialito per l'inizio di questo match, ha qualcosa da dire ai suoi. Prima non è bello, siamo calmi 5 minuti, non reagiamo a nessun tipo di discorsi parlando, lasciamoli provocare a loro. Andiamo più alti lì, abbiamo fatto vedere quel taglio su Maina, anche il taglio da vedere, andiamo più alti, su almeno hanno meno tempo di ragionare. Dietro niente duelli, o gli giochi davanti proprio, se noi prestiamo bene, oppure stai dietro passivo, se no ogni volta no, non facciamo marcature preventive. Poi nella circolazione della palla teniamo qualche palla là, se no non riusciamo a uscire da questa situazione, teniamo qualche palla. I centrali vadano a rubare più palla, non me ne frega niente, rischiamo. Va bene, ricordando che la nazionale femminile sta giocando la seconda gara del 4 Nazioni contro la Spagna e che il Napoli in campo con la Coccianco, e grazie al coordinamento di Marco Calabresi vi ricordiamo il parziale che è cambiato, adesso 6-2 per la formazione partenopea di Cipolla. Riprende qui il gioco al Palabianchini con il Pescara che prova a imbastire la manovra e anche a cambiare il trend di una partita iniziata come peggio non si può. Blocco fra Aveglino e Cimanghigno, la palla schizza su Canal che poi con il sinistro manda fuori. E la seconda conclusione verso la porta di Canal. Cimanghigno e Aveglino, che diciamo non hanno fatto amicizia dall'inizio del match, vengono pizzicati e ammoniti dal direttore di gara. C'erano stati 2-3 body check reciproci da parte dei due giocatori. E allora arriva un giallo per parte, i primi due ammoniti della gara, Aveglino e Cimanghigno. Lancio lungo di Chinchio a cercare la tirata del Russo. Una storia meravigliosa di futsal, quella di Lucas Maina, a cui facciamo anche gli auguri perché il 14 ottobre è nata sua figlia Tiara. Mentre c'è un fallo laterale per il Latina. Andremo dopo sulla storia di Maina. Sinistro del Russo che manda fuori. Può riprendere il gioco con Capozzo in possesso di palla. Noi però andiamo da Francesco Puma dopo questo stop mancato di Cimanghigno. Vai Francesco. Colini ha chiamato Mati Rosa che si sta scaldando ed è pronto ad entrare. Mati Rosa che è vice capocannoniere di questo campionato. Si stanno scaldando anche Borruto e Leggero. Sì,
Per Leggero sarebbe il debutto stagionale. Matirosa 11 gol in questo campionato, arriva da una scoppiettante stagione al Montesilvano, un giocatore giovane e di prospettiva. Il tacco di Maina è la sua giocata caratteristica, è proprio di tacco, segnò un gol meraviglioso nel 2011 all'Albano Laziale che fece il giro del web. Salas continuano i blocchi, calcia il Ciolito in porta, Cimagnino è caduto a terra, ancora polemica con la panchina. Mentre ricordiamo il parziale, la Spagna sta vincendo 3-0 sull'Italia al torneo 4 Nazioni. Andiamo da Francesco Puma. Non ci sente Francesco Puma da bordo campo, torneremo dopo dal nostro Francesco. Continuano qui intanto i blocchi e i falli, due quelli del Pescara dall'inizio del match, ma già tante pause con il pubblico del Paola Bianchini che si fa sentire incessantemente. Siamo proprio a un passo dal Francioni, che è la casa del Latina di calcio, e quindi tanta di quella torsida si fa sentire qui alla Paola Bianchini. Va a battere questa rimessa laterale Corso, che cerca Bernardes. Aveglieno, Rosa non lo fa passare e allora Aveglino spedisce il pallone in fallo laterale, lo va a battere Riccardo Caputo. Tocca dietro per Canal, imposta l'azione, tocca verso il Ciolito Salas che si appoggia su Riccardo Caputo. Adesso Matirosa, tesse la tela il Pescara con Mauro Canal e Riccardo Caputo, due dei fedelissimi di Fulvio Colini. Sono stati anche alla Luparense, dove Colini ha vinto e stravinto tutto. Di Colini vi abbiamo raccontato tantissime cose, praticamente tutto, con le parole di Marco Calabresi, dato che è la terza volta che trasmettiamo il Pescara su Sport Italia. Ha vinto praticamente tutto nel futsal, anche la UEFA Futsal Cup con il Montesilvano nel 2011. Aveglieno, il tocco per Corso che poi finisce giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Poi Corso fa il pesciolino per non far battere il fallo laterale al Ciolito Salas. Altri due fratelli nel futsal per il Ciolito Salas, uno di questi gioca nel campionato italiano nel Caos, l'altro è transitato per il campionato italiano e tra l'altro con la maglia del Paraguay ha segnato una doppietta alla nazionale italiana nell'esordio mondiale in Colombia, un esordio mondiale che comunque l'Italia vinse. Lancio in profondità a cercare Maina, c'è un tocco di Canal. Torniamo però a bordo campo da Francesco Puma, perché sta per rientrare Battistoni con una vistosa fasciatura sulla testa. Tutto ok per il numero 13 del Latina, che adesso sta parlando con il terzo arbitro Daniele Di Resta. Parlavamo all'inizio del match della storia dei precedenti 7 su 8 ne ha vinti il Pescara, eppure l'unico che ha vinto il Latina fu ai playoff, al primo anno in cui il Latina si qualificò ai playoff, 4-3 con un gol di Vinicius Bacaro a un secondo dalla fine. Era il 2 maggio del 2015, il Pescara poi vinse sia gara 2 che gara 3, laureandosi poi campione d'Italia. Ovviamente con un percorso che finì con la finale contro il Caos. Canal, Caputo, tocca verso Salas, Rosa si allarga come suo solito, adesso l'appoggio per Mauro Canal, ancora dentro con la giocata di Rosa che fa piede perno. Rosa 1 contro 1, deve rientrare su Corso, alla fine c'è lo stop di Corso, riparte dall'altro lato Terenzi che calcia verso la porta. Anche Terenzi fresco di convocazione in nazionale, è tornato, non faceva parte della nazionale dal 2014, dopo 2 anni. Lui, Pontino, nato a Latina, è un altro dei simboli di questa squadra che vi abbiamo detto già più volte, è veramente una grande famiglia, così come Chinchio che è nato a Sezze, un'altra località dell'Agro Pontino. Borruto appena entrato in campo, Rosa cerca di passare, lo ferma un onnipresente Corso che sta macinando chilometri, dentro anche a Moedo nel Latina. Puzzolino, tocco dietro dell'uomo cresciuto con Ricky Maravilla Alvarez, tocco lungo a cercare Rosa di Capozzo. Puzzolino poi smise di giocare a calcio perché a me non piaceva correre come a Ricky, lo ha dichiarato più volte.
lancio in profondità a cercare Amoedo fa piede perno, ricomincia da Aveglino, allora Sebastian Corso, una vita nel Boca Juniors, basta andare nel suo profilo Facebook per vedere tantissime foto con la maglia del Boca. Eccolo Corso, nuovamente dal suo piede sinistro parte l'azione del Latina, tocco alto per Terenzi che prova a coordinarsi, coefficiente di difficoltà 9.9 nella giocata di Terenzi, la palla termina alta e si spegne a fondo campo dove c'è Capozzo che può far ripartire l'azione del Pescara, un Pescara che rinuncia ancora a Morgado e a Ghiotti squalificato, mentre c'è il sinistro di Cuzzolino arpionato dal piedone di Chinchio. Era un'azione abbastanza confusa con Chinchio che era uscito non benissimo, poi ha recuperato la posizione, il tiro di Cuzzolino sarebbe comunque finito in porta. Cuzzolino tocca dietro per Leggero che con il destro, il piede non abituale, innesca Matirosa che fa piede perno. Cuzzolino, gran palla per Leggero, gran palla nelle intenzioni, non nella realizzazione perché era un po' troppo forte e anche un po' troppo alta per il numero 3 Pugliese che si è affermato con la maglia del Putignano e che viene dal futsal regionale. Ha fatto tanta gavetta Luca Leggero, ma si è ripreso tutto con gli interessi. Amoedo prova a fare una ruleta che però gli riesce soltanto al 50%, allora Borruto macina chilometri, calcia con il destro e guadagna un corner interessante per il Pescara quando mancano 14 minuti e 12 alla fine del primo tempo e il Latina conduce 1-0 in virtù del gol, direi a sangue freddo, di Luciano Aveglino. Palla verso il centro con il movimento di Borruto che si era staccato dai blocchi. Andiamo a bordo campo da Francesco Puma. Ancora problemi per Battistoni, sta venendo medicato in panchina, problemi anche per Basile, dunque che ha pochi cambi, poche rotazioni per il tecnico pugliese. Poche rotazioni, erano già poche prima del match con il debutto almeno indistinta, vedremo se saranno della contesa, ossia dei due under 21, Daniele Testa e Alex Rossi. Mentre Cuzzolino pettina il pallone, va via, poi con il destro mette verso il centro, non è il suo piede forte, ma Cuzzolino è un giocatore che può fare tutto con qualsiasi parte del corpo. Rivediamo la giocata qui, va via alla grande ad Aveglino, fintando di andare sul suo piede forte, poi con una suolata ha lasciato sul posto il centrale numero 20 del Latina, che al Latina ha messo anche le radici a livello sentimentale, dato che la sua compagna si chiama Giulia ed è pontina. Torniamo a bordo campo da Francesco Puma. Lavagnetta in mano per Basile, chissà che non sia arrivato il momento di chiamare tra pochi istanti il time out. Sì, devo dire che il Latina ha iniziato non a 100 ma a 300 all'ora e chiaramente rifiatare dopo la pausa arrivata a Battistoni non sarebbe male per la formazione di casa, mentre Amoedo prova con un mezzo esterno a innescare la corsa di Terenzi, non riesce a sopraggiungere il pallone al numero 8 del Latina. Adesso Aveglino con tutta la calma del mondo va a battere questo out. 13:44 alla fine dei primi 20 effettivi di gioco. Aveglino dentro per Amoedo con il tacco, la palla schizza, allora da fuori con il destro ci prova Corso, col sinistro può imbastire l'azione lui che è un mancino naturale. Aveglino tutto in orizzontale, poi si ferma, la sterzata sempre benissimo Aveglino, il tocco è un po' pigro, Corso ci mette una pezza, Borruto arriva in corso, sono due argentini, Borruto va a finire addosso a Corso, si conoscono alla perfezione i due, il fallo è sacrosanto ed è anche il quarto per il Pescara che deve stare attento. Aveglino ha servito a Amoedo, poi ancora Aveglino con una puntata che viene toccata in corner. È sicuramente Luciano Aveglino colui che sta rubando la scena in questo inizio di gara, non soltanto per il gol quanto per l'apporto alla sua formazione. Altro corner per il Latina, lo va a battere Aveglino, ancora fuori con la palla che schizza e viene recuperata da Cuzzolino. Cuzzolino però innesca involontariamente Corso che può andare nell'1 contro 1 con Borruto, tocca per Terenzi. Allora Chinchio, Aveglino 1 contro 2, prova a insistere, grande giocata di Aveglino, palla da una parte, lui prova ad andare dall'altra, il campo è finito, rimessa laterale, si prende comunque gli applausi della sua panchina, il metronomo della formazione
allenata da Piero Basile, un altro grandissimo allenatore che ha fatto benissimo con il Martina, trascinando la squadra dalla Serie B alla Serie A. Con Basile tanti risultati per il Latina. Pensate che comunque questa è una squadra che l'anno scorso è arrivata per la prima volta nella sua storia in Final 8, dove proprio perse contro il Pescara nei quarti di finale. Amoedo, grande stop con il sinistro e la palla finisce sull'esterno della rete. Buonissima giocata di Amoedo, che si è anche avvitato dopo il controllo e l'ha messa sull'esterno della rete. Cuzzolino, si muove Borruto, intervento di Terenzi che si frappone fra il pallone e la corsa di Titi Borruto. Allora Cuzzolino preferisce ragionare da leggero, ancora Leandro Cuzzolino, tutti i palloni passano da lui, poi la sfera schizza su Mati Rosa. Leggero, Rosa, uno contro tutti, passa con un tunnel Rosa, ancora grande giocata, Cuzzolino dentro per Rosa, superazione, Rosa dentro per Borruto, è mancato soltanto l'ultimo passaggio. Rosa è stato bravissimo a liberarsi della doppia marcatura, splendida azione, la palla resta lì e Titi Borruto gela il Palabianchini e con il suo Vamos firma il 9º gol in campionato con il mancino a porta vuota. È 1-1, time out per il Latina. Borruto si avventa sul pallone e scarica in rete, ma andiamo a sentire le parole di Piero Basile. Jacopo, giochiamo in mezzo, ok? Quando la palla entra dentro, ok? Uno passa, devi toccare e tornare dentro, non venire a giocare in quattro. Devi toccare, la palla entra, esce, rimani qua. L'unica cosa è che quando rimaniamo in due, se va, la palla sta qua, sempre l'appoggio di copertura, non rimaniamo così, se no è difficile. Un appoggio di copertura per girare il gioco, poi prima linea un po' più giù. Ragazzi, non possiamo farci trovare a metà strada. Se andiamo là è che pressiamo, se no torniamo indietro, se no lo spezzano la prima linea e poi sono difficili. Ok? Se superano la prima linea torniamo indietro e difendiamo. Va bene così, forza, andiamo, dai! Basile carica la squadra. Adesso vedremo come il Latina potrà reagire al gol subito. Un gol veramente da grande squadra, da squadra consumata, quello del Pescara. Nasce tutto da un'uscita dai blocchi in fase difensiva con Mati Rosa che va via superando due uomini, scambia con Cuzzolino, va a calciare, guadagna l'out sull'out, veramente il Cobra Borruto, e segna veramente da Cobra, come dice il suo soprannome. Siamo già però dall'altra parte con Amoedo che calcia al volo verso la porta, o meglio era Maina. Cuzzolino prova una trivela in avanti ma non trova nessuno. Allora il Latina può ripartire da Bernardes, Aveglino, Maina, tutto col mancino, ancora Luciano Aveglino, sterzata e controsterzata, ricomincia da Terenzi, tocco in profondità, non c'è nessuno che può raggiungere questo pallone, il servizio era per Bernardes che però non può impossessarsi della sfera. Borruto, Cuzzolino in avanti, grande anticipo di Aveglino, quella è proprio la sua giocata, mentre Canal rifinisce e ripulisce l'azione del Pescara toccando per Borruto. 100° anticipo della partita di Aveglino che subisce anche un fallo ed è il quinto del Pescara ed è giallo per Borruto che va anche a dire qualcosa ad Aveglino. Si infiammano ancora di più gli animi. Fatto sta che al minuto 8:23 del primo tempo Borruto si becca il cartellino giallo, un cartellino giallo sacrosanto. Rivediamo il pestone di Borruto ad Aveglino che con un anticipo perentorio stava andando via. Borruto qui anche un po' beccato dal pubblico pontino. Ci aspettavamo un clima caliente qui al Palabianchini. Il Pescara però adesso deve stare molto attento perché ha commesso 5 falli, uno solo quello del Latina, quindi qualora dovesse commettere il sesto fallo il Latina beneficerebbe di un tiro libero, e con i tiratori che ha la formazione pontina non si può mai scherzare. Andiamo a bordo campo però da Francesco Puma per dire che Battistoni è andato a farsi medicare negli spogliatoi, ora è tornato in panchina con la dottoressa, ha indossato il fratino e vedremo se entrerà in campo. Sì, continuano le proteste in panchina con Borruto che ha rivolto un applauso polemico verso la panchina del Latina, e vediamo proprio accanto alla nostra postazione Battistoni
che ha una vistosissima fasciatura in testa, ma che chiaramente non vuole mollare una contesa importantissima per lui e per tutta la squadra, che non vince dal 18 novembre quando sconfisse in trasferta il Real Rieti con un secondo tempo da manuale del futsal. Chiuse in svantaggio 2-1 il primo tempo, vinse 6-2 la partita. Finì proprio 6-2 quel match per il Latina. Il gioco continua a essere fermo, con la punizione che va a battere Luciano Aveglino, che continua a parlottare con il direttore di gara. Dicevamo di Luciano Aveglino, compirà 28 anni il 12 dicembre, inizia a giocare a calcio a 5 nel Lecce Sortu, squadra non riconosciuta dall'AIA, mentre Aveglino batte in porta, direttamente verso la porta, e chiude Capozzo, che può lanciare in profondità un passaggio a Chinchio che in maniera poco ortodossa spazza via, la palla però finisce fra le grinfie di Bernardes, che poi con una suolata mette lo stop al pallone, riparte lui, rientra ancora, buon lavoro di Bernardes, che prova anche a cucire il gioco per Maina. In questo caso Maina fa un cenno quasi come se si sentisse in colpa, perché l'idea di Bernardes era assai gradita e Russo in questa circostanza non è arrivato sul pallone, non ha capito le intenzioni del compagno. Manovra Cuzzolino, che però viene subito stoppato da Terenzi in prima battuta. Dicevamo di Aveglino, chiamato dal patron del Latina La Starza, il diamante grezzo. Cimanghigno viene chiuso mentre la palla schizza via e Latina prova a ripartire con Lucas Maina. Le proteste per un presunto sesto fallo di Cuzzolino, che si lamenta prendendosela con Bernardes. Ancora lo spagnolo in possesso di palla, chiuso da Cuzzolino, il giocatore di Madrid, che è stato anche all'Inter Movistar. Continuano a beccarsi Bernardes e Cuzzolino. 10 minuti e 50 alla fine del primo tempo. Arriva un cartellino giallo verso un componente della panchina del Latina. Un episodio molto confuso. Dovrebbe essere stato ammonito un componente nella panchina del Latina. Torniamo a bordo campo da Francesco Puma. Sì, ammonito Amoedo. Ammonito Amoedo, come sempre la zanzara ci dà una mano dove non arriviamo dalla nostra postazione. Francesco Puma ci chiarisce gli episodi. Il tocco per Battistoni, la palla scivola con il sinistro di corso, che viene deviato in corner per il Latina. Lo va a battere Luciano Aveglino, come sempre. Palla verso il centro. Aveva provato a buttarsi sulla sfera corso. Caputo, con un blocco molto di esperienza, ne ha fermato la corsa. Tutto regolarissimo comunque. Cuzzolino, tocca per Cimanghigno, si incolla Aveglino, che non gli lascerebbe un centimetro nemmeno se Cimanghigno gli offrisse una cena. Allora Cuzzolino, tocca per Caputo, ancora Cuzzolino, in avanti per Cimanghigno. Una mezza rovesciata spettacolare di Cimanghigno, viene respinta da Chinchio in corner. Splendida palla di Cuzzolino, spettacolare girata di Cimanghigno. Ci mette il corpo Chinchio, ma io credo che se fosse stata un po' più angolata non ci sarebbe stato scampo per il portiere del Latina. Un'azione bellissima del Pescara, che va a battere con Salas il corner. La stoppa Aveglino, la pulisce Maina, che la manda praticamente in curva. La palla però è già nuovamente nelle grinfie di Mauro Canalla. Adesso Caputo per Cimanghigno, lo ferma Aveglino, che poi voleva il fallo laterale, dice no all'arbitro. Il tocco per ultimo comunque è stato il suo. Caputo, Canal, Salas. Allora ancora Mauro Canal, tocca per Cimanghigno, che ha subito il fallo di Aveglino secondo l'arbitro. Continuano a camminare quasi mano nella mano Aveglino e Cimanghigno, che sono entrambi ammoniti. Hanno preso proprio il giallo dopo 1 minuto e 30, dopo pochissimi minuti, pochissimi istanti di partita. Punizione per il Pescara, secondo fallo per il Latina. Cimanghigno! Un
c'è il sereno, Cimanghigno, un rasoterra mortifero, 2-1, il Pescara passa in vantaggio. Ci ha messo un decimo di secondo Cimanghigno per scaricare tutta la sua rabbia verso la porta di Chinchio. Stop di sinistro, diagonale, fulmineo di destro, Francesco Puma da bordo campo. E rabbia che ha scaricato anche in panchina nell'esultare, davvero carichissimo Cimanghigno. Una giocata bellissima di Cimanghigno, perché ha avuto veramente meno di un istante per stoppare un pallone che arrivava comunque da un tiro e poi renderlo disponibile per il suo destro, mentre Aveglino continua ad anticipare qualsiasi cosa. E Latina però riconsegna il pallone al Pescara, momento difficile, il più difficile dall'inizio del match per l'Axed Group Latina. Allora provano a farsi sentire i sostenitori della formazione pontina. Il lancio che arriverà adesso di Capozzo è un passaggio a Chinchio. Lancio di Chinchio a cercare Battistoni, che ha un controllo non perfetto, però poi ritorna sul pallone. Aveglino mette la sfera in fallo laterale, cenno d'intesa con Salas, deve allacciarsi una scarpa a Battistoni. Il Pescara sicuramente restituirà il pallone alla Latina. Il Ciolito l'appoggia verso Battistoni, gli applausi da parte del pubblico del Pala Bianchini dopo qualche attimo di nervosismo. Sembra tutto rientrato in questo match. Lancio di Terenzi per Maina, che ha avuto pochi palloni giocabili, l'uomo che ha superato le 250 reti con la maglia del l'Axed Group Latina, protagonista della meravigliosa scalata dalla Serie B alla Serie A, alla Final 8 di Coppa Italia, playoff scudetto. Salas intanto, Rosa si divora un rigore in movimento. Mati Rosa reclama la panchina del Latina per un fallo del Ciolito Salas, che qui però secondo me non c'è, ma via Salas, la mette per Rosa, che qui col corpo all'indietro si mangia clamorosamente l'opportunità di andare sul 3-1. Battistoni adesso la tocca con il mancino e ricomincia da corso. Si muove Maina in profondità, ma Caputo non perde né il contatto visivo né il contatto fisico con il giocatore di Buenos Aires. Battistoni dentro per Maina, fa piede perno, può andare sul mancino. Maina tocca fuori, il destro in corsa di Terenzi. La palla finisce più di un metro alta rispetto alla porta difesa da Capozzo. Qui Maina ha messo il fisico e ha stoppato il pallone. Dicevo, pochi cambi per il Latina in questo match, dato anche lo stiramento di Douglas Barp Picapau, giocatore che ha vinto una Liga di Futsal insieme al fenomeno Falcao, un giocatore nato a Chapeco, stato di Santa Caterina, che non può essere nel match, mentre qui c'è un ottimo intervento da parte di Corso, che qui ha preso le misure totalmente a Mati Rosa, consegnando un fallo laterale al Pescara. Canal va sul mancino e Chinchio con il piede tocca fuori in fallo laterale. Un Pescara che comunque sta crescendo di ritmo sempre di più in questo match, mentre il Napoli conduce 6-3 sulla Ciolico Gianco e si avvicina all'ennesima vittoria stagionale. Sta rispondendo però il Pescara, che conduce 2-1 qui al Pala Bianchini, dove però manca un'eternità. Puzzolino, Caputo, Rosa tocca fuori per Salas, allora ancora Cuzzolino, surplus di Leandro Cuzzolino, che poi prova a pensare di liberare il sinistro, non lo fa e si ripassa dal paraguagio. Salas che con un tunnel va via. Salas tocca Cuzzolino, ma cosa ha fatto Salas? È tutto suo, lo dice anche Cuzzolino. 3-1, un tunnel da capogiro di Salas. Il Pescara triplica con Cuzzolino. Bellissima azione del Pescara, una giocata stupenda di Salas su Battistoni. Va via, Battistoni prova anche a far fallo, non lo trova più. Un appoggio per Cuzzolino, che questi gol non li ha mai sbagliati, e infatti tira basso sotto le gambe di Chinchio. 3-1. E allora si fa molto difficile per il Latina, e dato che è cambiato il parziale qui, ricapitoliamo anche il parziale
al torneo 4 nazioni. La Spagna conduce 3-0 sulla nostra nazionale, che ha fatto benissimo ieri con il Portogallo. Forse sta accusando il contraccolpo la nostra nazionale femminile. Amoedo tocca fuori per Battistoni, palla sul mancino, rientra e sterza, doppia sterzata! Battistoni, giocata bellissima stiamo vedendo, però un futsal da urlo qui al Pala Bianchini, perché se il Latina perde 3-1 e sta giocando questo tipo di partita vuol dire che c'è uno strepitoso Pescara in campo. Cuzzolino qui consegna la palla a Chinchio, allora Corso, tutto con il mancino, ancora Corso, rientra e sterza. Pescara che si sta confermando miglior attacco del campionato. Piede perno di Amoedo, la palla resta lì, strozzata la conclusione di Terenzi, che si ostacola anche con il suo compagno. Attimi di nervosismo per il Latina, che comunque beneficia di un out. È stato il 7° gol per Leandro Cuzzolino, quello appena realizzato, esclusa la Supercoppa dove ha messo il suo timbro, segnò il gol del 2-0 contro il Rieti. Pescara che già si è assicurata un trofeo quest'anno con la vittoria ai danni del Real Rieti in quel di Teramo. Avino davanti per Amoedo, anticipo perentorio di Leggero. Capozzo rischia un po', Leggero deve spazzare via, diventa un assist per Rosa. Esce Chinchio che mira il tabellone e lo colpisce perfettamente, mettendo fuori questa sfera. Il Napoli sta conducendo 6-3, come dicevamo, con il coordinamento di Marco Calabresi. Vediamo anche gli ultimi marcatori. Rigore trasformato da Fusari dopo un rosso a Bocao. Attenzione però qui alla Latina con Amoedo, che cerca di calciare verso la porta, o meglio lo fa, trova però una deviazione che mette il pallone in corner. Rivediamo Aveglino, transizione centrale, Amoedo calcia in porta dopo una pettinata alla sfera e Capozzo mette in corner Battistoni, dentro per la girata di Terenzi, altra deviazione di Capozzo, secondo corner consecutivo per l'Axed Group Latina. Fuori c'è Aveglino, eccolo che riceve, salta Amoedo, Capozzo la prende con un riflesso eroico, insiste il Latina adesso a testa bassa, dopo che ha subito il 3-1 ha avuto una straordinaria reazione d'orgoglio la squadra di Basile. 1-2 con Battistoni che non concretizza l'azione perché viene anticipato e fermato da Canal. Rimessa laterale per l'Axed Group Latina. Bellissima reazione da parte del Latina dopo l'1-2-3 del Pescara. Battistoni si libera per la conclusione, almeno per un attimo. La conclusione la scarica Aveglino, allora la tocca Amoedo che si rifugia su Simone Chinchio, che con il mancino riprende il gioco. È un passaggio al collega Capozzo, già a parti invertiti era successo un paio di volte con Capozzo che aveva consegnato la palla a Chinchio. Occhio a Terenzi che va a ringhiare su Cuzzolino. Mentre ricapitoliamo la situazione falli quando mancano 5 minuti e 23 alla fine del primo tempo, con il Pescara che ne ha commessi 5, il Latina che ne ha commessi soltanto 2. Qualora dovesse commettere un'altra scorrettezza il Pescara, il Latina andrebbe a calciare il tiro libero, mentre Cuzzolino toglie dalla porta un sinistro di Battistoni. Bravissimo Cuzzolino qui a rispondere alla botta di Battistoni. Altra rimessa laterale per il Latina che continua a collezionare out. Stavolta la palla passa nel nulla e viene riconsegnata al Pescara, che può ricominciare a imbastire l'azione offensiva con Leandro Cuzzolino. Titi Borruto, Borruto dentro per Leggero, ancora Borruto, uno contro tutti. Borruto, doppio passo più volte, poi Aveglino mette lo stop e riparte. Allora Battistoni bravissimo col destro e anche col sinistro a gestire la sfera. Amoedo che sta giocando parecchi minuti di questo match. Terenzi prova a ricominciare, ancora Amoedo, il tacco, la palla non passa, doppio tocco alla fine Capozzo. Alla fine Capozzo con il lancio in profondità per Leggero che l'arpiona e poi la posizione direi impossibile, mette sul fondo un Jacopo Amoedo arrivato su consiglio di Marcelo Jiménez, giocatore che
è stato importante per la storia del Latina, proprio lui a sponsorizzare l'arrivo di Amoedo, che è uno di quei giocatori che sta facendo bene, anche forse magari un po' a intermittenza nel Latina. Un Latina che oltre ai 9 gol di Maina, alle 3 reti di Bernardes, di Picapau, mentre Borruto gestisce la sfera, dicevo di Bernardes, di Picapau, di Terenzi, di Battistoni e di Aveglino. Corso e Amoedo sono fermi a 2. Battistoni 1 contro 1 con Cuzzolino che gli mette lo stop e può ripartire per il Pescara, con Canal che tocca per Borruto, manovra armonica del Pescara, con Leggero che calcia verso la porta in estirata. Amoedo gliela tocca in fallo laterale per la formazione abruzzese. Cuzzolino, Leggero, Canal, lo va a prendere alto Bernardes, allora Capozzo lungo a cercare Titi Borruto che con un colpo di taekwondo prova a tenere vivo un pallone che però era già destinato a finire fuori. Nuovo cambio ancora ovviamente col pivot, dentro nuovamente Maina, fuori Amoedo. Bernardes, Battistoni subito a cercare Maina, il tocco per Battistoni era un po' complicato questo 1-2 in mezzo a una selva di gambe, mentre la nostra regia puntualissima ci fa vedere il colpo d'occhio del Pala Bianchini con le bandiere del Latina sventolate, anche se adesso si è un po' ammutolito il pubblico di Latina, forse sfiduciato dopo i 3 gol del Pescara. Battistoni, Aveglino, Maina esce dai blocchi, come sempre andrà sul mancino, lo scarica! Capozzo con il piede, la giocata del Ruso, un lampo del Ruso. 3-28 alla fine, ancora 1-3, ma è un Latina volitivo. Rivediamo il piede perno da cestista di Lucas Maina. Palla verso il centro, intanto su angolo interviene il Ciolito Salas che trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Ancora Salas, calcia in porta! La palla finisce larga, un Ciolito che non è stato sempre a disposizione di Colini dall'inizio del match, ma io penso che sia uno degli uomini sui quali fa più affidamento il tecnico pluriscudettato del Pescara. Bernardes, Maina tiene a distanza Caputo, Maina si gira sul destro, Maina frana a terra e questo è tiro libero. Giocata monumentale di Maina che qui proprio fa impazzire Caputo, perché cosa succede? Caputo perde il contatto con il corpo di Maina che fa una finta di andare come sempre sul mancino e poi va sul destro. Andiamo a bordo campo da Francesco Pò. Sì, e tra l'altro Maina decide di calciare da questo punto, perché ricordiamo il tiro libero si può calciare o dal dischetto o dal punto in cui avviene il fallo, e Maina da questa distanza può veramente far male a Capozzo. Chiaramente una distanza più che ravvicinata, tra l'altro per il mancino di Maina che può calciare, se possiamo dire, sul secondo palo. È chiaro che Capozzo è molto vicino al Ruso che ha l'opportunità di riaprire la contesa quando mancano 3 minuti e 5 alla fine del primo tempo. Rincorsa lateralissima di Maina, parte il Ruso che fa 10 in campionato e alza il pugno verso la torsina del Latina, che adesso è di nuovo bollente come il sinistro di Lucas Maina. 2-3, mani protese in avanti e occhi verso il cielo del Ruso, che ringrazia anche la sua famiglia in panchina, perché ci sono tutti. C'è Francesco Puma da bordo campo. L'impressione da bordo campo è che Capozzo abbia provato ad aprire le gambe per ingannare Maina, per farlo cadere nel trabocchetto del tunnel, ma Maina ha messo il pallone benissimo, prima palo e poi gol. Ha voluto calciare da lì, ha avuto ragione lui, Lucas Maina, mentre il Pescara è già indemoniato, già dall'altra parte, Canal per Caputo, che qui la pesta questa palla, non riesce a girarla verso la porta. Un Caputo che ha un po' ciccato il pallone. Ti avevo promesso la storia del Ruso, che è una di quelle storie argentine meravigliose. Nasce appunto a Buenos Aires, ossia lui abitava in un quartiere dove la squadra di quel quartiere si chiamava Atlanta. I suoi amici però facevano parte della Paternal dei Los Argentinos Juniors, dove lui poi è cresciuto, e quelli del quartiere di Maina venivano chiamati proprio i Rusi. Allora
tutti chiedevano dove sta il Russo, dove sta il Russo, quando arrivava Maina, ecco qua, è arrivato il Russo. Una di quelle storie di football e di futsal che potete trovare soltanto in Sud America, quella del Russo Maina, padre di 2 figli, e ci dicono anche che Tiago sia molto bravo a giocare con la palla, che può avere un futuro, se lo augurano al Latina, avrebbero 50 anni di gol assicurati. Salas va via, alla palla sul mancino, lo chiude Corso, rimessa laterale per la formazione oggi in maglia verde. La va a battere il Cholito Salas, che ha macinato i soliti 2000 km. Tocca fuori, però c'è la chiusura di Bernardes. Bernardes va sul sinistro e qui la rifinitura era molto intelligente. Corso in indietro, Bernardes ha pensato magari arriva qualcuno, il Russo però era troppo indietro, non c'era nessuno. Cana, Cuzzolino, Salas, ancora Caputo, fa circolare il pallone il Pescara, sciagurata gestione però qui di Caputo, che poi commette il fallo. Non c'è fallo secondo l'arbitro, questo è un episodio da rivedere, perché qui Corso era stato servito involontariamente da Caputo. Rivediamo Caputo, forse Corso si lascia un po' andare. Comunque torniamo in presa diretta proprio con Riccardo Caputo in possesso di palla. Caputo che però si trascina il pallone fuori, cenno di intesa con Aveglino. Allora Chinchio, Bernardes, palla fuori per Aveglino con Capozzo che la agguanta, ringraziando ancora una volta per il coordinamento Marco Calabresi. Un Napoli che sta per chiudere il match con la Cogianco, 8-4 per la formazione di Cipolla, che si porterebbe a -1 dal Pescara, ovviamente senza contare il risultato di questa partita, anche se il Napoli deve ancora recuperare la partita con il Rieti. Ultimo minuto di questo primo tempo, fallo di Bernardes su Cuzzolino. Che va a battere il calcio di punizione, ha speso un fallo che sposta poco negli equilibri Bernardes, dato che è il terzo e mancano 47 secondi alla fine del primo tempo. 4-0 intanto per la Spagna contro la nostra nazionale nel femminile, ovviamente nel 4 nazioni. Mentre Maina manovra il pallone, uno degli ultimi assalti, eccolo il tacco del Russo, proprio con lo stesso segnò all'Albano Laziale il gol che fece impazzire il web qualche anno fa. Stavolta era un tentativo di assist, ma stiamo vedendo tante giocate bellissime qui alla Pala Bianchini. Cuzzolino, suolata, aspetta e gestisce il cronometro, fiutando la fine del primo tempo, che sarebbe un toccasana per il Pescara, che sul 3-1 è stato un po' messo alle corde dal Latina, che ha accorciato con Maina su tiro libero. Chinchio intanto calcia da lontanissimo, la tocca Capozzo con 1 minuto e 85, pardon, 1 secondo e 85. Ovviamente il Latina potrà beneficiare di un corner, secondo l'arbitro però non è corner, non ha toccato Capozzo. Allora Capozzo tocca per Cuzzolino, è sul piede sinistro di Leandro Cuzzolino. Finisce il primo tempo con il Pescara in vantaggio di una lunghezza sul Latina, 3-2. Fra un attimo, fra qualche istante andremo da Francesco Puma, che arriverà con uno dei protagonisti per la flash, l'intervista flash di fine primo tempo. Mentre ricordiamo che la Spagna conduce 4-0 sull'Italia. Il coordinamento stavolta del nostro Francesco Corda ci dice che sono 3 gol italiani, uno di Letizia Martin Cortés, 2 di Maria Amparo. Una gioca nell'Olympus Roma, l'altra gioca nel Montesilvano. Quindi anche gol italiani ai noi in Spagna-Italia. Una partita non facile per la formazione azzurra. Andiamo però a bordo campo da Francesco Puma.
Lucas Maina, il capitano, partita molto fisica, state sentendo anche un po' questa rivalità Argentina-Brasile, però il Latina è in completa partita anche se è sotto di un gol. Sì, siamo sotto un gol. Io credo che alcune distrazioni nostre hanno permesso di far segnare il Pescara, perché è una partita tirata che si deve giocare fino alla fine con una grossissima squadra come il Pescara. E il Latina purtroppo c'erano alcuni giocatori che si sono fatti male, altri si sono allenati in nazionale, quindi è stata una settimana particolare per Latina, però dimostriamo che ce la giochiamo fino alla fine, vogliamo rimanere concentrati per questo secondo tempo. Peppe. Concentrati per questo secondo tempo e il diktat di Lucas Maina, un Lucas Maina che ha trovato il suo 10° gol in campionato. Noi per qualche istante, più di 10 secondi, andiamo in pubblicità, ci sentiamo fra poco qui su Sport Italia.
ritornati in presa diretta dal Pala Bianchini di Latina, dove il Pescara sta conducendo 3-2 in virtù di una rimonta dopo l'1-0 di Avellino. Tre reti possiamo dire in rapida successione da parte della formazione pescarese, che ha colpito con azioni estemporanee in contropiede con grande sagacia e grande classe. Hanno segnato quelli che sono i simboli di questa squadra, il pareggio di Titi Borruto con un tocco perfetto sotto porta, e poi tantissime azioni estemporanee come quella di Cimanghigno, che ha trovato il gol del 2-1, il 3-1 poi di Cuzzolino dopo una splendida azione di Salas. Andiamo invece a vedere gli highlights. Subito il gol a freddo di Luciano Avellino, gran palla di Maina, movimento a mezzaluna di Avellino che finta di andare sull'interno, va sull'esterno e poi con il destro piazza alle spalle di un incolpevole Capozzo per il gol del Latina proprio nei primi secondi del match. Il Pescara non fa attendere la sua risposta con uno dei migliori in campo, il Ciolito Salas, sfiora l'1-1. Inizio meravigliosamente stupendo, mi viene da dire una frase incorretta perché è stato un ritmo pazzesco. Qui il fallo di Caputo su Battistoni, o meglio Caputo che è franato su Battistoni, una ferita bruttissima per il simbolo del Latina. Poi sugli sviluppi di un'azione da palla inattiva, palla verso il centro, un tocco che favorisce Titi Borruto che con il sinistro mette in porta e con il suo vamos carica il Pescara. Palla di Cuzzolino per Cimanghigno che qui stava per zittire il Pala Bianchini con una giocata strepitosa. Gran palla di Cuzzolino che trova Cimanghigno in mezza rovesciata, in equilibrio precario, stava per trovare il 2-1, un Cimanghigno che prima va vicino al gol, poi lo trova con uno stupendo diagonale che beffa un incolpevole Chinchio, un diagonale perfetto e fulmineo da parte di Cimanghigno che raccoglie una deviazione di Battistoni sulla punizione di Cuzzolino e fredda il portiere del Latina. Poi Salas va via, splendida azione, palla dentro per Matirosa che si divora un rigore in movimento chiedendo anche scusa al compagno. Salas però si ripete poco dopo, tunnel a Battistoni da capogiro, gran palla per Cuzzolino che si sposta sul mancino, apre il piatto e apre anche i sogni di gloria per il Pescara. 3-1 per la formazione di Fulvio Collini. Rivediamo il gesto tecnico meraviglioso del Ciolito che ha favorito la corrente Cuzzolino che ha freddato Chinchio. Da questo momento in poi ricomincia la grande partita del Latina che chiude nella propria metà campo il Pescara. Qui Maina entra nuovamente nel match, sinistro respinto dal piedone di Capozzo in angolo. Poco dopo ancora Lucas Maina, piede perno, stavolta va sul destro che non è il suo piede, Caputo ci casca, commette il sesto fallo e allora Maina decide di batterlo da lì, più vicino del punto del dischetto, anche se un po' decentrato. Sinistro perfetto di Lucas Maina, 10° gol in campionato, baci a tutti, braccia verso il cielo. 2-3 è il Latina che si rimette in partita. Rivediamo ancora il gesto d'affetto verso il suo pubblico da parte di Lucas Maina e poi con l'inquadratura su Capozzo alla fine del primo tempo, con un Pescara che conduce 3-1 al termine della prima frazione di gioco. Andiamo a bordo campo perché Francesco Puma è con un ospite graditissimo. Squadre già in campo, quindi andiamo di fretta. Il DS del Latina Luca Corbucci. Una domanda sui portieri, compagni al Futsal Camp, Chinchio convocato con la prima squadra, Landucci in Under 21, insomma a Latina si cresce bene. Sì, i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, coadiuvati da mister Fabio Spinetti, lavorano tanto, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di migliorarsi e sono contento che i risultati li stiano ripagando. Sono dei ragazzi che prima di tutto umanamente ma poi anche tecnicamente meritano tanto. Grazie Luca, a presto per il secondo tempo. È stata una seconda flash quella con Luca Corbucci perché già le squadre sono in campo per dare l'avvio dei secondi 20 minuti di grande futsal qui dal Pala Bianchini di Latina, dove il Pescara, ripetiamo, conduce 3-2. Andiamo però un attimo in pubblicità, torniamo fra qualche istante.
raccontato prima della pubblicità, le squadre erano già schierate per riprendere il gioco. Ora le squadre possono riprendere il gioco 20 minuti alla fine del match. Pescara in vantaggio 3-2 sul Latina, ringraziando ancora una volta il coordinamento di Francesco Corda e Marco Calabresi. Vi do due finali in Spagna. L'Italia perde con la Spagna, l'Italia femminile 4-0 alla seconda gara del Quattro Nazioni. Il Napoli batte la Ciolico Gianco 8-4 nell'altro anticipo, mentre già il Pescara è in avanti con Cimanghigno. Sono terminate entrambe le gare. Questo è l'ultimo atto di futsal per quanto riguarda la giornata odierna ed è sicuramente un ultimo atto in grande stile. Sempre partite lottate fra Latina e Pescara, anche se mentre Cimanghigno raccoglie il pallone vacante e lo mette sotto la traversa, un clamoroso errore difensivo di Maina. Cimanghigno anticipa Avellino, il pala Bianchini è gelato. Se Avellino aveva gelato il Pescara all'inizio del match, Cimanghigno ha ricambiato il favore, sinistro sotto misura. Qui tocco sbilenco del Ruso che favorisce Cimanghigno, che qui come un falco senza pensarci deposita il sinistro in porta. 4-2 e vediamo adesso come può cambiare il match. Il Pescara in 20 secondi ha rimesso il doppio vantaggio in cassaforte, sfruttando con l'istinto da killer di Cimanghigno un errore in fase di costruzione da parte del Latina. Qui la perde Salas, Bernardes, pallonetto che finisce addosso a Capozzo. È un grande inizio di secondo tempo, così come era accaduto nel primo. Maina cerca Bernardes, qui Maina se la prende con il compagno che gli chiede scusa. Buona la corsa di Bernardes qualche istante prima con il pallonetto mancino che era finito addosso a Capozzo, che era uscito in maniera magistrale. Capozzo può lanciare in profondità a cercare Cimanghigno, che ha nello stacco aereo una delle sue migliori doti, pur non essendo un gigante. Salito in cielo Bernardes, disorienta Canalla, ancora Bernardes, Cimanghigno bravissimo a chiuderlo. 3 contro 2, è salito Caputo, lo chiude Battistoni. Cimanghigno, c'è fallo secondo il direttore di gara. Battistoni non è d'accordo, il pubblico men che meno. È finito a terra Cimanghigno, autore di una doppietta quest'oggi. Rivediamo l'azione, break di Cimanghigno, va via Battistoni che prende anche il piede oltre a prendere il pallone. Cimanghigno che aveva segnato un solo gol in tutto il campionato, ne ha fatti 2 qui stasera a Latina e ha trovato il gol del 4-2 con una splendida deviazione sotto misura, splendida non tanto nella fattura quanto per l'istinto killer da bomber consumato dell'ex giocatore dell'Asti. Canal tocca per Cuzzolino, ha battuto in maniera irregolare questo calcio di punizione i giocatori del Pescara. Cuzzolino non restituisce il pallone, la panchina del Pescara se la prende con l'arbitro. E andiamo a bordo campo da Francesco Pu. E se l'è presa anche la panchina del Latina con un suo giocatore, Avellino, che ha pensato di alzare Caputo che era a terra invece di giocare il pallone. Si riscaldano gli animi e sembra una fotocopia del primo tempo, ossia gol a freddo, stavolta a parti invertite, ritmo infernale ma gioco spezzettato allo stesso tempo, una cosa difficilissima da vedere nello sport, che invece sta succedendo in questa gara dove il Pescara conduce 4-2 sul Latina. Lo scorso anno finì 4-3 in regular season, era la terza giornata, il Latina vinceva 2-0, decise il gol di Calderolli a 2 minuti dalla fine del match. Allora c'è calcio di punizione adesso per il Latina, che può ripartire da Bernardes e Avellino. È stato pulito il parquet del pala Bianchini e ricomincia Battistoni. Avellino in avanti, ma c'è una deviazione di Cimanghigno che è attivo come forse non si era mai visto con la maglia del Pescara dall'inizio della stagione. Salas va a battere la rimessa laterale, la palla schizza ancora sul Ciolito, lo chiude Battistoni. Un Pescara che in panchina ha anche tanti elementi importanti per l'Under 21 di Carmine Tarantino, come Alvise Tenderini, come Giacomo Mazzoni. Non c'è Giovanni Pulvirenti,
mentre Canal calcia in porta, finisce sul pubblico del Latina il pallone, con Caputo che lascia lì la sfera, che può essere rigettata in avanti da Chinchio, che ha qualcosa da dire all'arbitro, o meglio gli dice che il campo non è asciutto, e allora l'addetto allo spazzolone entra in campo e c'è un'altra pausa in questo inizio di secondo tempo, proprio nella zona presidiata da Chinchio, che qui sostituisce l'addetto allo spazzolone e pulisce la sua area di rigore. Ricomincia l'azione del Latina. Avellino in avanti su Maina, sempre con il corpo, sempre contro Caputo, sempre un duello bellissimo. Maina tocca per Bernardes, ancora Maina, rientra sul mancino, in avanti su Battistoni, ancora tocco verso Bernardes che calcia con il destro e trova Caputo. Buon movimento ad allungarsi verso il tiro da parte di Bernardes, che abbiamo già detto in apertura di gara, uno che con il Cagliari 2 anni fa ha stravisto la porta, dato che ne ha segnati 35 di gol. È arrivato a Latina su consiglio di Luciano Avellino. Cimaghigno finisce addosso al direttore di gara, poi Canal, la rimessa laterale è per il Pescara, che adesso sta un po' giocando con il cronometro, 2 minuti appena trascorsi di gioco, 4-2 è cambiato il parziale qui al Pala Bianchini di Latina. Caputo, Salas, tocca per Canal, consegna il pallone a Bernardes che sta crescendo in questa ripresa. Battistoni, palla sul mancino, Capozzo con la mano prima, con i piedi poi, corner per il Latina, l'ennesimo della sua partita, avrà superato abbondantemente i 10 corner. La formazione di Piero Basile va a battere verso Maina. Battistoni, andiamo a bordo campo da Francesco Pum. Perché si scalda Corso, che inizialmente faceva parte del quintetto del secondo tempo, ha giocato pochissimi secondi ed è stato sostituito da Avellino. Sì, un Corso che ha iniziato poche volte dall'inizio i match quest'anno, mentre il tocco per Battistoni che con il sinistro conclude in maniera sbilenca. Dicevamo, Corso in gol 2 volte in 3 minuti con la Luparense nel primo match della stagione, vinto qui al Pala Bianchini contro la formazione di Marin, che ha tanti problemi esterni, lo abbiamo detto la volta scorsa. 3 sconfitte in 5 partite, 4 punti per la Luparense, che invece a San Martino di Lupari non fallisce un colpo. Rituffiamoci su questo match con Maina che tiene botta su Caputo e ricomincia da Avellino. Avellino tocca per Bernardes, si è buttato dentro il numero 20, fuori a Battistoni che sterza sul mancino perché ha 2 piedi, la mette verso il centro ma la sfera è già uscita. È impressionante la capacità di Battistoni di andare sul destro e sul sinistro indifferentemente. Salas, Canal, Caputo sterza bene, ricomincia da Matirosa, pressato altissimo da Bernardes. Rosa protegge, forse subisce un fallo, resiste comunque alla carica ed esce benissimo dal blocco di Bernardes. Ancora possesso per il Pescara, che adesso sta suonando una ninna nanna la partita. Il pallone viene gestito da Rosa che tocca in profondità, non c'è il taglio di Javier Salas, uno dei leader dell'Albirroca. Bernardes contro Salas, tocco morbido per Maina che prende posizione con i suoi centimetri, con i suoi chili. Battistoni, Bernardes sul plus, può andare sul destro, poi va sul mancino, allora Battistoni dentro per Maina, Maina d'Arpiona col tacco! Ma che cosa ha fatto il ruso? Con il tacco è venuto giù il Pala Bianchini, ma è una giocata illegale di Maina. Ancora lui si fa perdonare dopo l'errore sul 2-4, un tacco meraviglioso di Lucas Maina che sguscia su Caputo con il tacco destro, fredda Capozzo con il pugno sinistro, fa infiammare il Pala Bianchini che sta dicendo il suo nome per 15 volte. 3-4.
Adesso la partita può diventare bellissima. Battistoni prova a mettere verso il centro, sterza ancora, la perde, allora Rosa, la palla viene conquistata da Terenzi che è tarantolato, allora il pubblico a suon di tamburi prova a trascinare in Latina. Vediamo se il Pescara, che è una squadra di cannibali nel miglior senso della parola, una squadra che non fallisce mai in momenti topici, come lo gestisce questo momento. Forse il più difficile dopo un gol di questa fattura, davanti alla sua famiglia, davanti alla compagna Sole, davanti ai suoi figli, il Ruso. Borruto non riesce a tenere il pallone in campo, allora rimessa laterale per il Latina. Lancio in profondità, la chiude Matirosa che voleva forse un rimorchio difensivo da parte di uno fra Cuzzolino e Leggero. Battistoni contro Rosa, tocca per Terenzi. Fra un po' ovviamente torneremo a bordo campo dal nostro Francesco Puma, che ci racconterà cosa è cambiato dopo questo gol fra le due panchine. C'è un fallo intanto su Battistoni che si lamenta con Leggero, si è messo subito davanti alla palla Rosa, che poi si chiarisce con grande sportività con Battistoni, coinvolto in vari episodi, in vari falli in questo match. Amoedo fa piede perno e tocca per Battistoni, si è mosso Terenzi, va Battistoni con il mancino, Capuozzo con il corpo. Andiamo a bordo campo da Francesco Puma. E cos'è cambiato? È cambiato che adesso il Latina ci crede, ma non ha mai smesso di farlo Piero Basile, che nonostante gli errori ha sempre incitato i ragazzi dalla panchina. Lancio in profondità a cercare Leggero, Amoedo però è avanti molti passi rispetto al numero 3 pugliese del Pescara. Lancio lungo, lo stop di Matirosa che sale in cielo, tocca per Leggero, 1-2, va Rosa! Puntata di Matirosa, giocata fulminea di uno dei talenti più cristallini di questa Serie A futsal. Lo dimostra sia la classifica marcatori sia la capacità di entrare nei momenti topici della gara da parte del numero 14 che ha segnato il 4-2 nella Supercoppa Corrieti. Amoedo trattenuto da Leggero, potrebbe esserci un fallo che secondo gli arbitri non c'è, allora Cuzzolino ricomincia da Leggero e Matirosa, ancora Leggero, lancio per Borruto che a campo, Borruto è finito il campo prima che il Cobra potesse pensare di involarsi verso la porta del Latina. Sono passati più di 5 minuti dall'inizio della ripresa e a Cimanghigno, che aveva allungato sul 4-2, ha risposto un gol di fattura monumentale, l'11° in campionato del Ruso, che aveva sbagliato sul rete precedente di Cimanghigno, consegnando il pallone al pivot del Pescara. Terenzi, Corso incontra Avellino, in profondità Terenzi, 1 contro 1, palla sul mancino, lo chiude Mattias Rosa, un altro che sta giocando una partita stupenda perché è una partita di altissimo livello e io faccio fatica a trovare qualcuno che stia giocando male. Rimessa laterale per il Latina, se ne incarica Luciano Avellino. Un Latina che prova a sovvertire la tendenza mentre Borruto anticipa Corso, poi lo mette giù, alla fine Amoedo. Avellino ancora trova l'imbucata centrale per Amoedo, ma chiude Rosa e mette in fallo laterale. Lo dicevamo in apertura di gara con Francesco Puma, 7 vittorie su 8 del Pescara negli ultimi 2 anni, ossia da quando il Latina è in Serie A. Sono 41 gol fatti dalla formazione abruzzese, 15 quelli subiti nei precedenti, mentre Amoedo tocca per Terenzi, non passa il pallone. Ultimo contatto con il pallone è quello di Avellino. Attenzione perché si accende una mezza rissa fra Terenzi e Borruto. Borruto si prende il doppio giallo e va sotto la doccia. Espulso Borruto e Amoedo chiama il pubblico che comunque aveva già risposto prima. Borruto però non sembra essersi placato. E queste sono scene che non vorremmo mai vedere. Se ne va Titi Borruto, beccato da tutto il pubblico di Latina. Adesso il Latina per 2 minuti, se non dovesse trovare la via della rete,
giocherà in superiorità numerica e questo è un episodio chiave del match. Andiamo a bordo campo da Francesco Puma. Sì, perché prima parlavi di numeri e per citarne un altro, l'abbiamo detto anche nel pre-gara, oggi il Pescara ha segnato tanti gol quanti ne aveva subiti in casa nelle prime giornate in Latina, ma adesso si fa difficile per la squadra di Colini. 6:02, pardon, 6:42 erano trascorsi nel momento dell'espulsione di Titi Borruto. Aveglino, palla sul sinistro, poi tocca per Bernardes, ancora Aveglino per Lucas Maina. Adesso è un power play del Latina, 4 contro 3 i giocatori di movimento. Maina può calciare, pensa al sinistro, Aveglino! Si oppone Cuzzolino, un Pescara ovviamente rannicchiato a difesa nell'area di rigore di Capozzo. Maina a cercare Battistoni, ancora Lucas Maina, evita Canal, dentro per Aveglino, Aveglino per il destro di Bernardes, contrato ancora da Capozzo che sta salendo in questa ripresa. Battuto l'out, ma si deve ripetere per il Latina. Aveglino, ancora lui scambia più volte con Battistoni, continua il duetto, si avvicinano al limite, Battistoni sul fondo. Capozzo prova a tenere una posizione alta nonostante l'atteggiamento iper propositivo del Latina, lancio in profondità, Canal quasi con uno scorpione la tiene, però Aveglino movimenta ancora l'azione del Latina. Battistoni dentro per Maina, fuori ancora per Battistoni, c'è Aveglino che può calciare, palla alta. Sta resistendo il Pescara, cambio dentro Rosa, fuori Canal. Torniamo a bordo campo da Francesco Puma. Ha preso di corsa la lavagnetta Basile. Cuzzolino passa, non so come, e serie di doppi passi, poi perde l'attimo buono, era andato via Cuzzolino e stava per trasformare l'inferiorità in superiorità. Ci vuole l'esperienza di Leandro Cuzzolino, ci vuole anche la fame di Antonio Capozzo, uno che viene dal futsal regionale e che è arrivato al Pescara nel 2014 dopo l'infortunio di Garcia Pereira. Quasi casuale l'arrivo di Capozzo, che poi è diventato uno dei punti di forza del ciclo aperto da Fulvio Colini. Arriva un altro giallo ed è quello per Leggero che ha colpito Battistoni. Andiamo a bordo campo da Francesco Puma. Non era per chiamare un time out, ma per impartire delle indicazioni attraverso la lavagnetta a Corso, che adesso ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Bernardez. Un'altra amicizia non sbocciata in questo match, e sono un po', è quella fra Leggero e Battistoni. Leggero che fa cenno a Battistoni, tu hai usato gomiti alti. Comunque giallo per il numero 3 del Pescara. Aveglino si sta per esaurire la superiorità numerica per il Latina. Allora Corso tocca fuori per Aveglino. Canal che sta giocando 1 contro 2 in fase di ripiegamento, mette fuori Aveglino, abbraccia anche Colini e poi va a battere questo fallo laterale. Ancora Aveglino fuori e nuovamente per lui. Leggero sulla linea, Canal spazza via. Il Pescara alle corde ma si sta difendendo alla grande sotto di un uomo. Aveglino, Corso, ancora Aveglino, palla sul destro, fuori per Battistoni. Aveglino, si muovono i giocatori del Latina. Maina pensa al mancino, gran palla Battistoni, Capozzo è monumentale. Altro out per il Latina. Aveglino, è ormai un assalto. Maina per Aveglino, è bravissimo Cuzzolino a non far passare questo pallone. 12:18 alla fine del match, 4-3 per il Pescara, che però adesso ha nuovamente l'uomo in campo che è Mati Rosa. È finita l'inferiorità numerica, è finito l'incubo, esulta il Pescara e vediamo cosa succede a bordo campo. Sì, per dire che non è stato fortunato qui il Latina, ha avuto tante occasioni e più volte sia Corbucci sia Basile si sono girati verso di me, come a dire la palla non vuole entrare. La palla non vuole entrare, ma è anche merito di Antonio Capozzo, che qui sembra soffrire di un crampo. Capozzo che veramente è stato bravissimo su tante conclusioni ravvicinate in questo momento di apnea per il Pescara. Adesso nuovamente 5 contro 5, c'è ancora una vita
per il Latina per provare a riagguantare il pari, ma il Pescara è uscito alla grande da questo momento di impasse. Maina sposta Caputo, tocca per Battistoni, allora Bernardes 1 contro 1 col Ciolito che lo chiude in fallo laterale. Rimessa per il Latina, ennesimo out in zona d'attacco del match, lo va a battere Battistoni che ha una fasciatura dall'inizio del match dopo lo scontro con Caputo. La palla esce dai blocchi, la recupera Bernardes ma soltanto per un attimo. C'è un altro giocatore a terra del Pescara, è il Ciolito Salas, che però si è appena rialzato, si chiarisce con Battistoni. Out per il Latina, dentro c'è Maina, fuori per Bernardes sul fondo. C'è stata una deviazione, quella di Capozzo, rivediamo con il replay della nostra regia. Sì, destro di Bernardes sporcato, e allora corner per il Latina. Ristabilita la parità numerica, non è cambiato il tema tattico. Latina a testa bassa in avanti alla ricerca del gol del 4-4. Corso, Battistoni, dentro per Bernardes. Allora Maina, 1 contro tutti, Maina, grande tacco, Battistoni sterza, lo chiude con un altro colpo di tacco Mati Rosa che mette in fallo laterale. Un fallo per il Latina, 2 per il Pescara in questa ripresa, pochissimi falli, uno però è stato quello, o meglio le proteste, l'episodio che ha scaturito il doppio giallo a Titi Borruto è stato fondamentale. Salas, break, Salas rientra, Salas sterza troppo, alla fine la palla schizza, finisce in corner, forse a un certo punto doveva calciare. Splendida azione comunque del Ciolito Salas. Corner per il Pescara, secondo consecutivo con Cuzzolino che può mettere fuori per il Ciolito in curva. La palla centra in pieno la bandiera del Latina. Chinchio, Corso, rotazioni quasi inesistenti per il Latina che gioca con 7 uomini, e Corso e Amoedo che subentrano al quintetto iniziale. Anzi, pardon, 8, ovviamente c'è anche Terenzi in campo. Rotazioni all'osso per la formazione di Basile, che ha 2 portieri in panchina che hanno una storia tutti con la nazionale insieme a Chinchio, come ci hanno raccontato Francesco Puma e Luca Corbucci nell'intervallo. Cuzzolino, gran palla in profondità, o meglio nelle intenzioni nel cercare Mati Rosa, non lo ha trovato. Bernardes, super palla in avanti, Maina la tiene col fisico, Maina palla sul mancino, Maina cade, non c'è niente. Qui si era un po' cercato Maina dall'inizio di questa azione, con grande esperienza. Devo dire che per Caputo non è stata forse la miglior serata, ma marcare Maina insomma non è facile. Palla in profondità a cercare Bernardes che voleva un suggerimento un po' più corto. Qui Chinchio finta il colpo di testa, la fa uscire con saggezza Simone Chinchio questa sfera, e ricomincia, mentre qui rivediamo il contatto fra Caputo e Maina, ma resta qualche dubbio. Amoedo, palla sul mancino, c'è una deviazione, devo dire che comunque Maina se l'ha un po' cercato. Sono 2 giocatori dal fisico straordinario, forse ci vuole qualcosa di più per dare un calcio di rigore. Partita che comunque è stata gestita in maniera ottima da parte dei direttori di gara. Non era facile, clima infuocato in questa torsida, a volte sembra di stare a Buenos Aires. Salas, 1 contro tutti, c'è una deviazione, poi Bernardes, tunnel di Bernardes su Mati Rosa, ancora giocata dello spagnolo, Bernardes, doppio palo, mamma mia, ma cosa ha fatto Bernardes? Baciato dal palo Capozzo. Giallo per Salas, ma rivediamo Bernardes, tunnel a Rosa che resta lì, grande giocata, pettinata. Salas ha steso a Moedo e per questo si è preso il giallo sinistro di Bernardes. Palo e un grido alla sfortuna. Se il gol di Maina ha aizzato
il pubblico del Latina, quello di Bernardes, avrebbe fatto crollare il palazzetto a bordo campo da Francesco Puma. Inutile dire che la panchina del Latina era già pronta per esultare, ora è uscito Bernardes e il DS Corbucci lo ha incoraggiato, gli ha detto dai che lo fai. Leggero, Canal, si è buttato dentro Leggero, uno contro tutti, Leggero mette giù sul mancino, deve ricominciare da Salas, lo fa saggiamente, si muove sulla verticale sovrapponendosi a Matirosa, proprio Luca Leggero, allora si va dal solito Salas, deve respirare il Pescara, ne ha bisogno, ha preso uno spavento enorme con il doppio palo di Bernardes che dimostra sempre di vedere la porta con entrambi i piedi. Leggero, tocca per Salas, va via Salas e cerca di passare, si lamenta per un sospetto fallo che non c'è secondo gli arbitri, 2 i falli commessi dalla Latina, 3 dal Pescara. Chinchio, lancio lungo chiamato verso Amoedo, esce Capozzo che non la tocca, un po' troppo alta la traiettoria del pallone calciato da Simone Chinchio, colpo di testa di Corso, arriva Battistoni che la svirgola, alla fine la prende Terenzi che la tocca per Amoedo, ancora per Terenzi, buono il ricamo dentro per Amoedo, chiude Cimanghigno che anche in fase difensiva è preziosissimo oltre alla doppietta. Ultimo tocco qui di Leggero, rimessa laterale per il Latina che si riaffaccia in avanti. 8 minuti e 59 alla fine del match, 3-4 dalla Pala Bianchini, palla verso il centro, il tocco fuori, termine Battistoni che guadagna il corner. Una serata fortunatissima per i campioni del mondo, Borruto espulso, Battistoni con un'evidente fasciatura in testa, l'unico salvo tra virgolette è Cuzzolino. Dall'inizio di questa gara fuori la sfera per Terenzi che rimette, o almeno prova a rimettere il pallone a disposizione di Amoedo. La sfera però finisce in corner per il Latina, ennesimo del match, dentro 2 uomini, fuori c'è Aveglino, eccolo che riceve, il destro sembrava buonissimo, Cimanghigno comunque ci mette una pezza e si frappone fra il pallone e il portiere. Altro out toccato per Aveglino che cerca di sgusciare in mezzo a tutti, ennesima palla inattiva per il Latina che vuole ritrovare un risultato positivo dopo un digiuno di 2 giornate, la sconfitta con il caos qui alla Pala Bianchini, la sconfitta con la Cogianco, mentre c'è il destro di Aveglino che finisce l'arco. Capozzo può lanciare per Cimanghigno che finta di andare profondo, alla fine tocca per Canal, Leggero, Salas, altra bellissima giocata di Salas nel tentativo, ci mette una pezza a Battistoni nel chiudere il numero 7 del Pescara, ex giocatore della Lazio che aveva fatto benissimo alla Lazio insieme a Paulinho 2 stagioni fa, una Lazio che aveva stupito, poi lo ha preso il Pescara che lo ha blindato, lancio lungo di Leggero a cercare il Canal, chiude Terenzi, c'è Battistoni che ricama, Aveglino dentro, Amoedo può girarsi sul mancino, tocca fuori per il destro, contratto e ritoccato da Terenzi. Alla fine la rimessa laterale per il Pescara che sta giocando una partita di sofferenza encomiabile, dato che nel secondo tempo è stato messo alle corde. Io non so quante altre squadre sarebbero riuscite a gestire un'inferiorità numerica contro questo Latina, contro questo pubblico e in questo clima infuocato dove c'è tanta fame di futsal. Canal, Salas prova ad andare via, alla fine tocca per ultimo riconsegnando il pallone al Latina, non riesce però più a rendersi pericolosa in avanti la formazione di Fulvio Collini. Terenzi, Aveglino, Battistoni, ancora Terenzi, Amoedo tocca profondo, non c'è nessuno, Canal di testa ricama per Capozzo, è rientrato Cuzzolino, è uscito Salas. Il Pescara sta riuscendo ad abbassare il ritmo finalmente. Canal, Cimanghigno, devo dire che si è anche un po' esaurito il forcing infernale del Latina che probabilmente sta pensando di sferrare un attacco finale. Dentro Maina, fuori Terenzi, Battistoni, no look per Amoedo, 1-2 per Battistoni, ennesima chiusura di Leandro Cuzzolino. Nel Pescara rientra Caputo, va fuori Canal, atteggiamento
molto difensivo con due marcatori come Leggero e Caputo. Cuzzolino a dare una mano, Cimanghigno a provare a tenere alta la squadra. Avellino, Bernardes ha trovato uno spiraglio che francamente io non avevo visto. Calcia con il destro, trova ancora uno splendido Capozzo. Super palla per Bernardes, taglio esterno, destro che trova la mano di Capozzo e anche un po' il ginocchio. Inquadrato dalla nostra regia il numero 1 del Pescara, uno dei protagonisti di questa ripresa, Battistoni. Prova a ricamarla verso il centro, non trova nessuno, c'è Capozzo che la prende, che la può rilanciare su Leggero, 1 contro 1 di Leggero che non riesce a passare su Bernardes. Qui Battistoni chiama il cambio con strepitosa energia, ha corso. È appena rientrato in campo Sebastian Corso. E andiamo a bordo campo dal nostro Francesco Puma. Sì, ci sono dei problemi soliti con la fasciatura di Battistoni. Adesso è tornato in panchina per farsi medicare di nuovo. Sì, è entrato in campo Sebastian Corso. Mentre Caputo tocca per Cuzzolino, dentro per Matirosa. La palla fino a fondo campo. Un Corso che ha iniziato nella Madrid tra il 2008 e il 2010. Al Boca ha vinto tutto. 6 scudetti, 3 supercoppe, 3 coppe nazionali. Veramente un ingordo di trofei con la prestigiosissima, meravigliosa maglia del Boca Junior. Lancio di Chinchio a cercare Maina che prova a tenerla, viene però anticipato da Caputo. Cimanghigno 1 contro 1 con Avellino, passa, poi lo trattiene forse. Sì, senza il forse. Fallo di Cimanghigno che si aggrappa ad Avellino. E se la memoria non mi inganna, anche se sul display non è ancora apparso, dovrebbe essere il 4º fallo del Pescara. Si è aggrappato qui Cimanghigno a Caputo, non so come Maina tiene questo pallone vivo, ricomincia da Corso, eccolo sì, lo vediamo anche sul display, lo vediamo anche, lo vedete voi nella grafica in sovraimpressione, 2 falli per il Latina, 4 per il Pescara. Occhio a Corso che perde una pallaccia, Rosa non ha fortuna nel secondo controllo, qui Corso stava rischiando di compiere una frittata, siamo già dall'altra parte, proprio Corso dentro! Avellino in estirada, la manda alle stelle. Capozzo vuole cambiare il pallone, probabilmente vuole fare rifiatare i suoi. 6 minuti e 30 alla fine, gran palla di Corso per Avellino che però arriva con il corpo in avanti, tutto in avanti. Questa palla viene sbucciata e finisce alta. Caputo, Cuzzolino, super palla in profondità a cercare Salas. Altra grande idea di Cuzzolino. Avellino si era però già incollato al Ciolito che non è riuscito a mantenere vivo questo possesso palla. Corso, c'è profondo Maina, eccolo cercato Maina, Caputo lo trattiene, non c'è fallo. Cuzzolino, Salas, invitato Cuzzolino a procedere dal tecnico Fulvio Colini proprio accanto alla nostra postazione. Rosa prova a mettere al centro la chiusura di Avellino, ricomincia Maina. Bernardes, si muove largo Avellino, cambia con Terenzi, ancora Bernardes, 1 contro tutti. Allora Matirosa, dall'altra parte puntata di Rosa che ha la potenza ma non ha la precisione. Ci apprestiamo ad assistere a meno di 6 minuti di fuoco. Restate con noi, 4-3 per il Pescara al Pala Bianchini di Latina. A bordo campo da Francesco Puma. In panchina Avellino perché sta per indossare la maglia da portiere di movimento. Quindi si gioca questa carta Piero Basile. Anche se il Latina nel secondo tempo ha dominato per larghi tratti, anche senza la superiorità numerica, anche con la superiorità numerica ha resistito alla grande il Pescara. Cuzzolino, Salas, 1 contro 1, passa su Bernardes, Salas, tocco di Caputo che non riesce a tenere il pallone. Allora siamo già dall'altra parte con Bernardes che poi si va a chiudere in un vicolo cieco, non esce più e consegna il pallone alla formazione abruzzese che rimanda in campo Mauro Canali, fuori Matirosa. Cuzzolino, Caputo, tocca per Canal con l'esterno, Canal la spazza via perché il Pescara non riesce ad avere le idee chiare a inizio azione ed è successo pochissime volte quest'anno, forse mai.
Corso, Battistoni, ancora Corso, stoppa col destro e ricomincia da Chinchio che vuole un pallone profondo su Amoedo. È uscito Maina, quindi c'è Amoedo in posizione di pivot. Battistoni tocca dietro per Corso, allora Amoedo attaccato alto da Caputo che ha più problemi con Maina, anche se Amoedo ha giocato una signora partita. Va sul mancino, proprio lui calcia con il sinistro, trova la deviazione di Riccardo Caputo, che sicuramente non ha avuto la partita più facile della sua carriera, ma ha fronteggiato dei veri e propri Marcantoni come Maina e Amoedo. Mentre c'è il lancio in profondità di Chinchio che non trova compagni, la palla si spegne fra le braccia di Antonio Capozzo. Canal, Salas, lancio per Leggero, lo stop di Leggero che la tiene viva, poi la pesta riconsegnando il pallone al Latina che ha avuto per larghi tratti della ripresa anche il possesso del pallone. Piero Basile passeggia nervosamente, così come Fulvio Colini che vuole una pressione altissima come sempre da parte dei suoi. Andiamo a bordo campo da Francesco Pum. Si è alzato Avellino, sta per entrare con la maglia gialla, quella da portiere di movimento. E chiaramente cambia ancora il tema tattico del match con Luciano Avellino come portiere di movimento. Dentro ancora Maina al posto di Amoedo. È iniziato l'assalto finale del Latina. 260 secondi, tutti da vivere qui al Pala Bianchini. Avellino, possesso palla insistito del Latina. Maina, Bernardes, ovviamente il Latina gestisce il pallone alla ricerca del pertugio giusto, quindi sarà un possesso palla continuo. Andiamo subito a bordo campo. Mossa tattica di Colini, portiere di movimento anche per lui, la sta per indossare la maglia Cuzzolino. E questo è chiaramente un portiere di movimento difensivo da parte del tecnico del Pescara, che sta giocando questa partita a scacchi con Piero Basile. Bernardes, Maina, Avellino, Battistoni, ancora Avellino. 3:42 alla fine del match. Destro ribattuto da Capozzo, poi Canale deve spazzare via, riconsegna il pallone al Latina. Dentro nuovamente Chinchio che deve battere la rimessa dal fondo. Colini chiede la pressione alta, il pallone verso Maina, 1 contro 1 in isolamento con Leggero, ancora Maina sul sinistro. Maina! Dove è passata questa palla? Mamma mia. Sfera che finisce larga. Leggero concede qualcosa in termini di chili a Lucas Maina, che qui non si è fatto togliere la sedia. Siamo già dall'altra parte. Rosa! Viene toccato duro da Bernardes, che si prende ovviamente anche il giallo. Splendida giocata di Rosa. Splendida giocata di Rosa. E andiamo a bordo campo da Francesco Pum. Lavagnetta in mano per Basile, ha tirato fuori dalla tasca il tagliandino, consegnato al cronometrista per chiedere il time out. Un time out per sferrare l'assalto finale, mentre poco fa Mati Rosa ci ha deliziato con un'altra splendida giocata di una partita dove a memoria ne avrò contate una cinquantina di giocate bellissime. Salas, Cuzzolino e Canal sul pallone, si allontana il Ciolito, va Mauro Canal con il suo destro, probabilmente qui parlotta con Cuzzolino, va Cuzzolino, barriera in pieno. Chinchio per Bernardes, tocco fuori per Lucas Maina, adesso per Corso, dentro c'è Battistoni, in isolamento Battistoni che deve ricominciare da Corso. Maina prova a passare, si allunga la sfera, esce Capozzo che rischia un po', poi la palla non esce e Capozzo ha commesso il fallo su Lucas Maina. È il quinto fallo per il Pescara e neanche time out per il Latina. Quinto fallo per il Pescara. Dal prossimo si andrà a battere il tiro libero con la lavagnetta, prontissimo Basile, a 3 minuti e 5 dalla fine. Andiamo a sentire cosa dice ai suoi. Dobbiamo farla in 5. Questo taglia.
questo viene qui per la costa, perché questo gira qua diretta, se c'è giro bene, se no anche diretto, se no diretto a questo. Dobbiamo fare anche la suolata. Calcio in posto, è il portiere di movimento, quando facciamo latina, aspetta, quando la palla arriva qua, invece di mettere nel fondo a Seba che entra, stanno lasciando vuoto questo. Poi Rosa sta molto basso, cercate di saltare sempre qua questo passaggio. Ugo, di qua, cerca di spostare la palla e trovare il suo secondo palo qua, vedi che c'è quel passaggio. Schemi finali per Piero Basile, il coro del Pala Bianchini per dare al Latina la scossa per questo finale di match, per poter agguantare il risultato positivo ed evitare la terza sconfitta consecutiva in campionato. Sarebbe la quinta in 10 gare, non ha mai pareggiato fino a questo momento la formazione di Piero Basile. Per il Pescara sarebbe la nona vittoria in 10 gare. Maina andrà a battere questo calcio di punizione e chiaramente c'è Aveglino come portiere di movimento pronto a ricevere. Maina e Bernardes hanno in mente uno schema. Maina tocca per Battistoni, una deviazione di Rosa, la porta è sguarnita, Rosa è stirata di Battistoni che non prende Rosa, la rimessa dal fondo ovviamente non c'è per il Latina, è corner per il Pescara. Aveglino è in porta, non potrà cambiare con Chinchio, lo va a battere Rosa questo corner, Chinchio non riesce a rientrare, allora Cuzzolino, Salas, Canal, attaccato alto, di tacco per Salas che si dimentica il pallone, poi è bravo a cucire e a rimediare ripartendo da Cuzzolino, dentro per Rosa, la porta è vuota perché Aveglino era uscito e allora Mati Rosa scrive una sentenza grande così sulla partita. 5-3, il Pescara resiste, soffre ma probabilmente vince. Bordocampo, Francesco Poma. Eh sì, Avellino era uscito per coprire la linea di passaggio di Canal, ma il Pescara lo ha beffato, è beffato in panchina anche Piero Basile, ha detto incredibile, hanno una fortuna. Magari è stato fortunato il Pescara, ma ancora da grande squadra è riuscito a venire fuori da un momento difficilissimo. Aveglino, Bernardes, Maina, ancora Bernardes, adesso chiaramente il power play è iperoffensivo del Latina, fuori per Bernardes, allora Battistoni, ancora Bernardes, 2:20 alla fine del match, il pallone di Maina è un po' sbilenco, Battistoni non lo può ricevere, allora Leggero la lascia lì, Caputo avrebbe voluto una giocata veloce da parte del compagno, arriva un altro pallone e Cuzzolino si incarica del fallo laterale, tocca per Caputo, ancora Cuzzolino, allora Salas, pennella in profondità, non c'è nessuno, c'è un'intesa di Canale, deve resistere il Pescara, 2 giri di orologio e qualcosa in più per le speranze del Latino. Bernardes sterza ancora, va sul mancino, poi sul destro, mette fuori, percorso, portiere di movimento insistito, Aveglino in campo, Aveglino è corso dentro, c'è Maina, la palla finisce fuori. Sarebbe l'8ª vittoria in 9 confronti fra campionato, Coppa Italia e playoff scudetto per il Pescara sul Latina. Canal tocca per Cuzzolino, la palla torna fra i piedi di Mauro Canal. Salas cerca di passare in mezzo a tutti, ancora Salas, la palla è ancora sua, non so come, ricomincia da Cuzzolino. La prossima giocata dovrà uscire Javier Salas, splendida gestione del pallone del Pescara che adesso flirta con il cronometro in questi minuti finali, non arriva il pallone in profondità al Ciolito, 1:27 da giocare con Aveglino che tocca per Bernardes che imbastisce l'ennesima azione, forse uno dei migliori della ripresa Bernardes, ha la palla sul destro, tocca percorso, allora Maina larghissimo a destra, Bernardes, Aveglino può liberare il destro, a largo su Battistoni, c'è Capozzo, allora Salas calcia su Aveglino, insiste il Latina, manca poco più di un minuto,
Maina dentro per Avellino, non è mai finita questa partita, ci mette il piatto sinistro, è la sua doppietta, 5 in campionato. Luciano Andrés Avellino, e adesso ci sono 62 secondi di futsal pazzesco, 4-5. -1 per il Latina a 62 secondi dalla fine. Rosa tocca per Caputo, non ci arriva Caputo, Chinchio con più di un crampo, con più di un malessere, esce, e allora è una delle ultime azioni del match a testa bassa il Latina con Avellino e Bernardes. Bernardes tocca ancora per Luciano Avellino, insiste Bernardes che ha lavorato una quantità infinita di palloni, ancora Bernardes, tocca per Avellino, lo spagnolo si guarda intorno, Corso poi viene attratto in una morsa Avellino e sfuma almeno parzialmente l'attacco del Latina, che comunque potrà riprovarci a 37 secondi dalla fine del match con il Pescara che ora conduce 5-4 e non 5-3. Rifiata anche un po' il Latina per sferrare una delle ultime azioni del match. Avellino, Bernardes, sempre loro due, manovrano la sfera. Corso, bella la sterzata, Corso per Avellino! A 27 secondi dalla fine, Avellino fa 5-5 con la maglia del portiere di movimento, la bacia e Latina è impazzito. Applausi scroscianti del Pala Bianchini e andiamo a bordo campo da Francesco Puma. Avellino quasi in lacrime in panchina, ora rientra in campo. Ne vediamo le lacrime di Avellino che poi bacia la sua maglia, 25 secondi alla fine, e adesso il Latina è tarantolato, occhio però al Pescara con Matirosa dentro per Cuzzolino, Cuzzolino uno contro tutti, forse c'è fallo, forse no, va via Cuzzolino, il fallo adesso arriva, calcio di punizione per il Pescara, Basile è una furia in panchina. Bordo campo da Francesco Puma. Aveva chiesto il time out prima il Pescara, non gliel'hanno dato, gli arbitri glielo concedono ora, dunque 60 secondi di time out. 60 secondi di time out e 15 alla fine. Fulvio Colini per organizzare forse l'attacco finale, ma l'ho detto troppe volte in questo match. Giallo, vamos a arriesgar con partire una giocata. Sì. Quindi Caputo, senza rischiare. Prime due circolazioni, vediamo se loro vengono a salire. Vediamo se vengono a salire, allarghiamo il palleggio. Se invece si schierano facciamo una giocata sola. Se si schierano. Se salgono apriamo le diagonali per non prendere la palla. Dai raga, dai. No, blocco no, c'avevo 5 pali. Senza blocco. Abbiamo 5 pali, questi ce lo fischiano. Questi ce lo fischiano. Non blocco. Alza la mano, guarda, alza la mano. Time out gestito da Fulvio Colini ma anche da Leandro Cuzzolino, che con la casacca del portiere di movimento si avvicina al pallone. Il Pala Bianchini continua a urlare e a saltare, ma il Pescara che ha la palla a 15 secondi dalla fine. Canal, Salas, ancora Canal, Cuzzolino la tiene lì, Canal vuole tirare forse a pochi istanti dalla fine il Pescara. Rosa, qui la pesta e Corso esulta perché il Latina con ogni probabilità non la perderà questa partita. 3 secondi alla fine, forse addirittura la possibilità di sferrare un ultimo assalto. La palla finisce a Chinchio che la può spazzare, calcia in porta, è un tiro velleitario, ma Luciano Avellino si è messo a piangere, ha baciato la maglia e ha pareggiato una partita stupenda. 5-5, il Pescara l'aveva praticamente vinta con il gol del 5-3 di Matirosa, doppietta di Avellino nel finale che si aggiunge al gol in apertura, tripletta per Avellino, doppietta di Maina. Il Latina agguanta il pari dinanzi a un Pescara stoico per capacità di soffrire, per capacità di sfruttare le transizioni in contropiede, per capacità di resistere contro un Latina tarantolato, contro cui probabilmente oggi avrebbe perso chiunque. Fra qualche istante ovviamente andremo da Francesco Puma per i suoi ospiti nel post partita. Poco sposta nella classifica nel Latina, non sappiamo se abbiamo il tempo, probabilmente non ce l'abbiamo, di andare da Francesco
Francesco Puma. Il Latina pareggia con il Pescara 5-5 con i gol sul gong di Luciano Aveglino. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento alla prossima settimana per Imola Latina anche da parte di Francesco Puma. Un saluto e un ringraziamento da parte di Peppe Di Giovanni.